Ben ritrovati, buon pomeriggio. Per chi si fosse sintonizzato intanto durante la nostra pausa pubblicitaria, continuano le nostre dirette, i nostri contributi filmati dalle redazioni del gruppo Media Nord-Est presenti in tutta la regione e anche in Friuli Venezia Giulia, per raccontarvi come procede la vita di tutti i giorni di noi cittadini che ci troviamo ad affrontare questa strana parentesi, speriamo non più tanto lunga, ma non c'è da essere particolarmente ottimisti, tra parentesi, della nostra vita. Abbiamo detto che ci sono stati già dei controlli delle forze dell'ordine, abbiamo parlato di quelle in provincia di Vicenza, per esempio poco fa, ma riguardo alla nostra mobilità, obbligata o differibile se non è proprio strettamente necessaria. Andiamo in una delle piazze più grandi d'Europa, mi dicono forse la seconda o al mondo, ovvero Prato della Valle a Padova, perché gli agenti della questura hanno controllato anche chi passeggiava. Vediamo. Per spostarsi in città serve una motivazione valida anche se si è a piedi. Occorre cioè che lo spostamento risponda ai requisiti di lavoro, salute o necessità indicati nel decreto. E così i poliziotti della questura di Padova, divisi in 2 squadre, hanno controllato a lungo Prato della Valle, dove in effetti c'è stato un deciso calo delle presenze, ma dove non mancavano gruppi di giovani o coppie di fidanzati che senza rispettare le distanze di sicurezza occupavano le panchine dell'isola Memmia. I poliziotti stanno comunque controllando anche le persone a piedi, perché in realtà anche per loro, anche per chiunque insomma si muove a piedi e non solo in macchina, esiste questa disposizione, è valida questa disposizione, per cui devono essere ragioni di lavoro, ragioni di salute o ragioni di necessità. Alle persone fermate anche a piedi gli agenti chiedono l'autocertificazione o comunque il motivo, che deve essere valido, per frequentare la piazza. Se da un lato infatti sembrerebbe che rispettare le distanze e evitare gli assembramenti sia sufficiente, in realtà l'indicazione che arriva dalle autorità, dagli esperti, è quella di rimanere proprio a casa, unico modo per limitare l'espandersi del contagio. Un lavoro importante quello dei poliziotti e delle altre forze dell'ordine, chiamati a far rispettare il decreto, ma anche a informare la popolazione sul comportamento da tenere. Molti padovani a passeggio si sono fermati spontaneamente davanti agli agenti per chiedere informazioni, chiarimenti sulla norma, cosa si può e non si può fare, la passeggiata col cane, una sosta all'aperto in pausa del lavoro, la visita ai parenti anziani. Prato della Valle più vuoto del solito dunque, ma non basta ancora, bisogna restare a casa. E quindi in Prato della Valle non si può neanche più pattinare intorno all'anello, sapete che c'è un percorso perfetto che è stato usato anche per dei campionati di skating, cioè mi pare si dica così, dei pattini quelli con le ruote. E vabbè, aspetteremo tempi migliori, non ci resta altro da fare anche per goderci Prato della Valle. Chi è in prima linea tra il personale sanitario e vive una situazione anche molto, come dire, un po' fluida nel suo ruolo, sono i medici di famiglia, che spesso visitano in questo periodo, sottolineo, per telefono, non ci fanno andare in ambulatorio, però poi ci sono appunto anche le necessità di dover raggiungere lo studio medico. Vediamo qual è la situazione attraverso il dottor Domenico Crisarà, che ricopre appunto un ruolo regionale nell'associazione di categoria dei medici di medicina generale. I medici in quarantena sono non tantissimi, sono 4. E uno tra l'altro adesso finisce, ma non tanto la quarantena, ma era uno dei medici di Go che poi è stato male con una polmonite. Abbiamo un collega da ieri ricoverato in terapia intensiva, intubato a Schiavonia. E abbiamo tanti colleghi che sono in attesa di tamponi o di risultati. In prima linea anche loro stanno lavorando senza sosta da settimane. I medici di famiglia sono tra le categorie più esposte al contagio. A fatica stanno riuscendo a mantenere aperti gli ambulatori grazie alle sostituzioni e a 60 giovani specializzandi di medicina generale che hanno dato disponibilità ad entrare in servizio. Siamo senza dispositivi di protezione, mancano guanti, mascherine e tute, denuncia il presidente regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Riceviamo pochissimo, tant'è che abbiamo fatto un ordine per pagarle noi, per
pagarle noi perché è praticamente risibile, tanto per capirci abbiamo 2 mascherine al giorno e 5 paia di guanti. Questo fa diventare difficile il mantenimento di una attività importante che facciamo, che è quella delle domiciliari programmate. I medici hanno lasciato a casa le segretarie, lavorare così è difficilissimo e tra i servizi che sono stati ridotti drasticamente ci sono le visite programmate ai pazienti con serie patologie, quelle che normalmente si fanno a domicilio con cadenza settimanale. Queste nella regione Veneto sono 16.000. Il problema qual è? È che andare in casa di queste persone senza le protezioni, cioè senza maschera, senza guanti, senza camice monouso, si rischia che sia io a portargli il contagio in casa. I consulti sono solo telefonici, aumentano anche le patologie legate allo stress causato da questa emergenza. Crisarà ricorda inoltre come comportarsi in caso si venisse a contatto con un paziente positivo al coronavirus. Deve chiamare il medico di famiglia e sicuramente, essendo stato un contatto stretto, quindi sono definiti queste cose, il medico allerterà attraverso la COT, il sistema di prevenzione, e saranno loro a decidere se fare o non fare il tampone una volta, però in linea di massima con i contatti stretti i tamponi non si fanno. Insomma, non proprio tranquillizzante la situazione che ci è stata disegnata dal dottor Crisarà per quanto riguarda appunto i nostri medici di famiglia. Situazione molto, molto delicata, soprattutto mi è sembrato di capire per gli strumenti di protezione messi a disposizione dei dottori. Andiamo a dare un'occhiata intanto sugli effetti del decreto Conte in centro a Vicenza con il servizio di Gabriella Basso. Mercoledì 12 marzo, Piazza dei Signori a Vicenza, e come potete vedere deserta, poche persone che ancora escono, magari di corsa per fare una spesa, per prendere le ultime cose che servono, per poi tornare in casa. L'ultimo decreto del governo ha portato alla chiusura di tutti gli ultimi bar, ristoranti che erano ancora rimasti aperti, che c'era il decreto precedente che prevedeva la chiusura alle 18. Da oggi tutto è chiuso, la città di Vicenza si ferma. Una città sempre più deserta, i pochi che escono lo fanno con passo veloce, lo stretto necessario. Attorno nella piazza, sotto i portici, ci sono solo serrande abbassate di bar, ristoranti, negozi. Chi aveva già chiuso nelle scorse ore, altri con il nuovo decreto. Al lavoro qualche addetto alle consegne, il passo è veloce, ci si incrocia con qualcuno, ci si parla da lontano come fanno queste ragazze, un saluto e poi via. Qui siamo in Corso Palladio, anche qui poco cambia la situazione, pochissima gente, chi si muove per fare la spesa o per motivi di lavoro. Ha fatto scorta? No, per lavoro, sì, certo, ho un tesserino per cui io posso circolare, poi mi metto a riposo. Comunque ha fatto scorta per i prossimi giorni? No, non scorta, è una spesa normale. Senta, questo decreto nuovo che blocca tutto, chiude tutto, come lo vede? Mi affido a questo decreto con fiducia. Spero che quello che si fa serva a qualcosa, ma io ho la famiglia lontana. E come si fa a stare con la famiglia lontana? Va bene. Questo decreto però ci voleva, secondo lei, questo decreto di chiusura completa? Sì, ci voleva. Assolutamente. Grazie. Sospesa l'apertura al pubblico degli uffici licenze, armi e passaporti della Questura di Vicenza. Ridotto il servizio degli uffici postali, 3 quelli aperti a orario continuato fino alle 19.05 a Vicenza, in via Mercato Nuovo, a Schio e in centro a Bassano. Mezza giornata per altri uffici sparsi per la città e il territorio, altri aperti un giorno sì e uno no. In centro, piazzetta San Lorenzo, resiste il mercato, ma solo di generi alimentari. Usciti dal centro storico con la macchina abbiamo percorso quelle che fino a qualche settimana fa, prima del contagio, erano le vie di maggior traffico cittadino. Oggi sono desolatamente vuote. Decisamente così, anche le strade fuori dalle mura di Vicenza decisamente vuotissime.
Volevo aggiornarvi anche, cambiamo magari provincia, ci portiamo in Laguna, a Venezia, in capoluogo di regione, perché c'è stata in queste ore una diffida da parte della CGIL veneziana nei confronti del sindaco, o comunque nei confronti dell'ente comune e città metropolitana di Venezia. Vediamo perché. La CGIL metropolitana ha formalmente diffidato il Comune di Venezia chiedendo l'applicazione senza ulteriori ritardi di precauzioni anticontagio da coronavirus. Già la settimana scorsa quasi tutte le sigle sindacali avevano contestato la mancanza di provvedimenti per prevenire eventuali contagi tra il personale e chi si reca negli uffici aperti al pubblico. Appelli che, secondo la diffida dei legali della CGIL, non hanno mutato l'assenza di mezzi di protezione individuale per i dipendenti e persino di indicazioni su come operare in situazioni di evidente rischio contagio, tanto da far passare la parola agli avvocati con l'invio della diffida a Cafarsetti. È un preavviso di denuncia alle autorità competenti se non verranno immediatamente attuate tutte le prescrizioni del governo. In questo momento la giunta comunale non sta, secondo noi, tutelando la salute dei lavoratori del Comune di Venezia, che vuol dire non tutelare nemmeno la salute dei cittadini. Più di 2000 lavoratori continuano a recarsi nei posti di lavoro. Alla Polizia Municipale, ad esempio, non sono state fornite mascherine di ricambio all'unica in dotazione, né salviette per la decontaminazione delle divise e bombolette vaporizzanti per la disinfestazione delle auto di servizio. Prese di posizione analoghe a quelle del sindacato si sono verificati anche in sede politica. Il consigliere del gruppo misto Ottavio Serena ha denunciato come le convocazioni delle commissioni consiliari procedesse senza prendere atto dell'emergenza sanitaria in corso. Noi invece crediamo che tutti i servizi non essenziali vadano chiuse, che tutte le attività che possono essere spostate a distanza vadano spostate, che il lavoro agile previsto dai decreti del governo venga immediatamente attuato, perché dobbiamo continuare a garantire servizi, ma non possiamo esporre lavoratori e cittadini a rischi. Fare finta che questa emergenza non ci sia è gravissimo per i lavoratori e per la cittadinanza. Effettivamente, insomma, ognuno nel suo posto di lavoro deve fare i conti con questa realtà difficile da affrontare, e anche i datori di lavoro devono allinearsi a queste disposizioni. Insomma, c'è chi riesce a farlo abbastanza tempestivamente e chi, come avete sentito, sta un po' rimontando oppure si è preso decisamente in ritardo. Volevo anche farvi vedere il prossimo servizio che ci racconta, abbiamo visto poco fa abbastanza rapidamente delle immagini che c'erano arrivate nel giro così un po' di pochi minuti da parte dei nostri colleghi sul posto, e che riguardano da Padova la sanificazione delle strade e dei monumenti, uno in particolare che insomma è conosciuto un po' in tutto il mondo. Vediamo insieme. Tute bianche, mascherine di protezione, getti igienizzanti con un prodotto altamente specifico, un liquido a base di sali quaternari d'ammonio, oli essenziali, detergenti. Scatta alle 7 di mattina la sanificazione di piazze, marciapiedi e strade a Padova, nel primo giorno di chiusura generalizzata delle attività per il coronavirus. In stazione un intervento massiccio con le idropulitrici su marciapiedi, fermate degli autobus e rastrelliere con le bici ferme da qualche giorno. Dalla stazione ai quartieri fino al centro storico deserto, pochissime persone, strade vuote mentre gli operatori di ERA lavorano senza sosta. La polizia ha toccato luoghi simbolici della città. Sotto il getto di disinfettante finiscono anche i leoni dello storico caffè Pedrocchi, tanto amati dai bambini padovani che adorano salirci sopra e farsi scattare le foto. Un rito giornaliero che ormai non si vede più da settimane qui in città, una città che ha risposto all'invito rivolto dal sindaco di rimanere a casa. Benissimo, quindi avete visto che anche il colosso Pedrocchi è stato soggetto a una manutenzione particolarmente delicata, come vedete, anche proprio per il fatto forse
che è molto frequentato, almeno fuori negli ingressi con questi leoni particolari, è molto frequentato dai bambini, e quindi insomma si è provveduto a sistemare in questo caso anche l'esterno. Dicevamo che oggi abbiamo sentito anche prima, nel corso del primo pomeriggio, nella prima parte di diretta condotta da Angelo Cimarosti, l'intervento del sottosegretario Variati, Achille Variati, l'ex sindaco di Vicenza, ora dal mese di settembre, se non ricordo male, è anche appunto sottosegretario agli interni, che doveva incontrare in qualche maniera i prefetti per tenere sotto controllo, insomma, anche l'applicazione riguardante soprattutto la mobilità delle persone, per le persone riguardo appunto alle possibili sanzioni. Ci sono alle ammende. Un'ANSA arrivata in questo momento dice che secondo il sindacato dei medici ospedalieri ANAO, scusami ho sbagliato a usare la pagina, ora la sistemiamo ingrandita, eccola qui, secondo l'associazione dei medici ospedalieri ANAO, nelle 3 regioni più colpite gli ospedali in questo momento sono solo a servizio del Covid, dei malati di Covid-19, dei malati o comunque delle ricerche, di tutto ciò che si fa. Le urgenze oncologiche, scrive il sindacato dei medici, che vengono trattate in reparti di ospedali diversi, ed è l'intera equipe medica che seguiva in origine il paziente a spostarsi. Intanto il sindacato dei medici ospedalieri lancia l'allarme per il Veneto, nonostante il decreto del Presidente che tiene la gente a casa. Nella nostra regione l'attività ambulatoriale per visite differibili continua tranquillamente, mentre in teoria per quanto riguarda le visite differibili si poteva effettivamente lasciar perdere. Vediamo se riusciamo a recuperare il messaggio ANSA. Dicevo, l'ultima riga di questa comunicazione dell'ANSA dice nonostante nella nostra regione l'attività ambulatoriale per visite differibili prosegue normalmente con conseguente sovraffollamento nelle sale d'attesa. E di questo forse bisogna preoccuparsi un po', o perlomeno forse bisogna fare un piccolo sforzo di cambio di mentalità. È chiaro, mi metto nei panni soprattutto di persone che magari di persone anziane che magari dal medico possono avere anche un pochino di conforto. Un'altra notizia piuttosto interessante riguarda una denuncia della polizia, della questura di Verona, che ha denunciato i titolari di un'agenzia di onoranze funebri che avevano organizzato un funerale con la presenza di decine di persone nei locali di una casa funeraria di Bussolengo. Il decreto del 9 marzo ancora, quindi di alcuni giorni fa, di 3 giorni fa, stabiliva il divieto di celebrazione di cerimonie religiose e civili per tutelare la salute pubblica, e non solo, credo anche i vescovi, mi pare, in maniera unitaria hanno adottato il decreto per vietare celebrazioni di ogni tipo. In questo caso non si è capito perché hanno appreso la polizia lo ha saputo dai passeggeri di un'auto fermata che erano appunto diretti a un funerale. Erano diretti nel luogo indicato da amici del defunto, trovando una trentina di persone che si apprestavano a seguire le esequie, convinte che questo non fosse vietato. Hanno lasciato spontaneamente il luogo della cerimonia, lasciando la cosa ai parenti più prossimi, perché mi pare che questo dica, insomma, non solo il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche il buon senso di seguire il funerale fino al termine solo per i primi parenti. I 2 titolari dell'agenzia di pompe funebri, 2 fratelli di origini veronesi, sono stati segnalati alla procura. Quindi insomma attenzione, si sa che poi ci sarà modo a posteriori di ricelebrare i funerali. Questo hanno detto insomma anche i nostri vescovi. Ecco, benissimo, siamo verso la conclusione di questa nostra prima parte di diretta. Tra poco vi invito a seguire come di consueto la nostra rubrica dedicata
alla ginnastica, una rubrica che in questo caso si svolge a distanza e quindi insomma si attiene in maniera molto precisa a quelle che sono le disposizioni. Stavo cercando un servizio legato a un'iniziativa di beneficenza realizzata dai colleghi della redazione di Padova. C'è una sì, ecco appunto, c'è adesso vediamo se riusciamo a proporvelo rapidamente. C'è un'iniziativa, un appello che arriva da un'associazione molto conosciuta, soprattutto se non ricordo male nelle province di Padova e Vicenza, è particolarmente attiva in queste due province perché si occupa di bambini malati gravi, magari insomma di malattie oncologiche infantili, e la volontà della sua presidente Chiara Girello Azzena è quella appunto di fare una raccomandazione probabilmente maggiormente rivolta a quelle che sono le famiglie, insomma, o i genitori di bambini. Probabilmente è il caso di stare ad ascoltare chi se ne intende di questo settore e viene da un'esperienza anche pregressa medica. Appunto eccola qua, vediamo se riusciamo a mandarvela. Riguarda l'associazione appunto Team for Children, che si occupa da molto tempo dei malati gravi. Vabbè, in questo momento il servizio non è ancora disponibile, speravo che lo fosse. Ve lo proporremo casomai nella seconda parte della nostra trasmissione. Ricordo a tutti voi, anche adesso che vi apprestate a seguire con noi questo momento quotidiano riservato alla ginnastica, quindi al movimento che potete fare anche a casa vostra, anche in ottemperanza a quanto disposto dal nostro Presidente del Consiglio. Potete continuare a contattare la nostra redazione al numero che vedete qui nella parte alta del teleschermo a sinistra per mandarci delle vostre domande, dei vostri dubbi, soprattutto legate all'ultimo decreto dell'11 marzo. Avremo modo di leggere dei vostri quesiti in diretta, così da invitare magari chi è particolarmente preparato, qualche forza dell'ordine, qualche tutore delle forze dell'ordine, oppure qualche politico preparato su questo argomento per rispondere ai nostri telespettatori. Il numero che vedete è un numero di cellulare, non chiamate, mandateci un messaggio WhatsApp rigorosamente solo scritto o un SMS, li manderemo in onda quanto prima. Ora direi che possiamo dare la linea alla rubrica di ginnastica e al termine della quale riprenderemo con le nostre dirette e con i nostri notiziari fino a sera. Buon proseguimento con i nostri programmi.